La Iena Operaia da Reggio Emilia. E se non si è mai stati a Lido, quindi tutti per motivi, se vogliamo, romantici, per motivi sportivi, per motivi di semplice piacere, certo, abbiamo avuto a che fare con il Lido. La prima foto che abbiamo là in alto, della quale poi vedremo anche un filmato più tardi, dovrebbe essere risalente agli anni 60, periodo in cui l'amico del Po viene ufficialmente inaugurato. Poi qui abbiamo anche bellissimi scorci molto suggestivi che ci ricordano chiaramente quanto il nostro Po sia bello, quanto possa essere anche purtroppo a volte pericoloso. Andiamo avanti Luca, procediamo così. E qui abbiamo il genocidio. Qua il sindaco mi perdonerà, però devo assolutamente leggere la sua frase. Sei di Moretto se Sazzecchi al Geni, le o le alla fabbrica e mi è una persona particolarmente intelligente. Direi che questa è una frase assolutamente azzeccata. Così come loro comune, cioè non loro comune, ma quanto frase assolutamente veritiera e ripetuta, ossia che ogni famiglia di Moretto ha avuto almeno un componente che ha lavorato al genio civile. Se proviamo a fare un giochino e facciamo una fetta di mano, secondo me che non grazie sono pochi. Chi è che ha un familiare che ha lavorato al genio civile? Qualcosina si alza, dai, qualcosina si alza. Avanti voi. E qua abbiamo il vecchio ponte in barca. Io sinceramente sono un po' troppo giovane per poterlo ricordare. Adesso veramente abbiamo il Museo dei Poteri dove Romano Giardini ci ricorda e ce lo evoca. Io qua però farei parlare magari qualcuno che ce lo può raccontare. Forse se dà il microfono un attimo a Giuliano magari ci dice due cose storiche sul ponte in barca. Sì, qualcosina, qualche nota storica. Nel 67 i ponti mobili sono spariti praticamente e sono entrati in gioco i ponti stabili, i ponti in cemento e quindi io sento poi dal papà e vedete che quello di Moretto lì, che è parallelo a quello poi stradale di Arana Moretto, lo vedete a valle praticamente, c'ha le barche aperte, mentre quello di quest'anno aveva le barche, le chiatte chiuse, quindi pensate ai pontieri tutte le volte che pioveva dovevano andare con le sessole in legno a svuotare tutti questi galleggianti e mi dicevano che queste barche nel Novecento venivano fatti i calchi in terra col pieno e poi veniva messo una grigliatina, la rameda, che si è detta, la gettata di cemento, poi venivano tolte una a una, quindi non erano proprio uguali. Il calco era in terra, venivano fatte sotto sopra, poi tolte, messe in acqua e così si faceva il ponte. Poi allora c'era molta più navigazione commerciale, quindi veniva tutte le volte aperto e chiuso quando passavano i rimorchiatori, le petroliere, ma qui c'è gente, c'ho il papà, c'è Enzo Benati che ne sanno molto più di me. Io per sentito dire in parte anche poi lo dico ancora il fiume perché ci sono dentro, quindi questa è la storia di questi ponti, che comunque tutte queste barche le troverete lungo il percorso del fiume fino al delta, perché quando hanno dismesso i ponti, le province hanno dato alle proloco e ai comuni, chi ci ha fatto i capanni, chi ha fatto sede di canottieri, quindi vivono ancora e ben venga questi documenti storici, cioè archeologia industriale. Perfetto, grazie Giuliano. Rimaniamo un attimo su questo post perché c'è una frase della Gianna More, un'utente molto attiva del nostro gruppo, che secondo me merita di essere letta. Mia madre mi portava alle 5 del mattino perché avevo la bella tosse e diceva che mi faceva bene. Era la mia, infatti era sempre detto che era un po' come male, no? Vai pure Luca, vai. Vai Vitalino, mo semplificherò. Ecco, quindi adesso abbiamo un 2 o 3 slide relative alle frazioni. Prima di analizzarle vi faccio una domanda a bruciapelo e spero che ci sia qualcuno che mi dia una risposta esauriente, esaustiva e storicamente motivata. Che differenza c'è, e perché si chiamano così, tra Garaton e Parisien? Io voglio capire, qualcuno mi dia una risposta giusta.
altro? Manuel, ripeti quello che ha detto la seconda perché non so se Che si sono sempre fatti distinguere, i parigini e gli Sì, perché facevamo le fiere sempre. Ma perché quelli di Santa Croce si chiamano parigini? Io voglio vedere. Perché noi si perché c'era il bar Parigi. Per te c'era il